Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera, ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Oggi termineremo di ascoltare gli estratti dal convegno organizzato dall'Associazione Asimmetrie del professor Alberto Bagnai. Vi consiglio anche la lettura del libro, visto che ci si avvicina al voto per le elezioni europee, il libro Il tramonto dell'euro, che è una lettura anche molto piacevole sotto il profilo stilistico e come lettura in sé, oltre che avere naturalmente un focus prettamente economico, ma non solo, sulla questione dell'euro, della moneta unica e dell'Europa. Tra l'altro il convegno lo concludiamo oggi con l'intervento di un docente dell'Università di Pavia, ricercatore di politica economica, redattore del sito promosso da Tito Boeri, lavoce.info, editorialista del Corriere della Sera, Riccardo Puglisi, che è in disaccordo con le tesi del professor Bagnai, del professor Borghi Aquilini, e il cui parere peraltro è interessante ascoltare. E infine c'è la tavola rotonda con i politici, moderata da Mario Giordano, Gianni Alemanno, Ugo Boghetta di Rifondazione Comunista, Guido Corosetto, Fratelli d'Italia, Stefano Fassina del Partito Democratico, Ignazio Messina, Italia dei Valori e naturalmente Matteo Salvini per la Lega Nord. Ma apriremo anche una parentesi sul comune di Zogno, qualcuno se lo ricorderà, comune della provincia di Bergamo, nella bassa Valle Brembana, dal quale era iniziato quest'inverno il nostro viaggio all'interno di alcune realtà comunali, una specie di viaggio a campione tra i comuni grandi, piccoli, medi, diciamo così, una specie di iter attraverso le difficoltà dei comuni che era poi lo specchio di alcune questioni di fondo, delle quali abbiamo sentito molto parlare in questi mesi, che è il rapporto fra lo Stato centrale e la cosiddetta periferia, fra il nord e Roma, fra le regole che derivano dall'Europa, passano per Roma e si scaricano sui comuni, e sulla gestione anche delle risorse, dei soldi dei cittadini. Siamo partiti da Zogno in quel viaggio e ci ritorniamo brevemente perché tra l'altro il 25 maggio è anche occasione di tornata per le elezioni amministrative. Questo è lo spunto, se volete, di cronaca, ma con il sindaco di Zogno, Giuliano Ghisalberti, poi faremo un piccolo punto di come è cambiata, se è cambiata, e in qualcosa sicuramente è cambiata la situazione rispetto al nostro colloquio della fine d'anno scorso. C'è un nuovo governo, ci sono regole perennemente in ridiscussione, anche se la sostanza rimane sempre quella, cioè i sindaci, specie dei comuni del nord e dei comuni virtuosi in generale in questo paese, usiamo questo aggettivo un po' abusato, ma che definisce la buona gestione, la buona amministrazione. I sindaci sono in perenne difficoltà perché sono sempre più esattori per conto dello Stato, e anche le stime che circolano sugli introiti della prossima tassa sulla casa, che ha cambiato nome, ma nella sostanza è sempre quella, sono stime che ci dicono una cosa semplice: noi cittadini pagheremo sempre di più e sui comuni rimarrà sempre di meno per le amministrazioni comunali. Ed è anche un grosso problema di democrazia, perché l'istituto del comune è quanto di più democratico in linea teorica e anche pratica ci possa essere. Quello che è l'amministrazione più vicina al cittadino è quella sulla quale si può sperimentare qualcosa di concretamente federalista, no? Se volete, perché se non c'è federalismo a livello comunale, come fa a esserci federalismo in assoluto e in generale? Quindi partiremo di nuovo da Zogno. Intanto però, brevissimamente, la prima pagina dell'Ansa di stamani, che si apre con Forza Italia e Renzi. Berlusconi riapre al Presidente del Consiglio, scrive l'Ansa. Forza Italia in maggioranza non lo escludo, dice Silvio Berlusconi. Se serve per il bene del paese dipende dall'andamento dell'economia. Dovremo guardare a quello che succederà nell'economia e non escludo che per il bene del paese ci sia la possibilità di stare tutti insieme, cioè Forza Italia entra nella maggioranza con Matteo Renzi, una maggioranza di governo, per prendere delle decisioni, ha detto Berlusconi. Nella situazione attuale credo che sia un passaggio indispensabile quello delle primarie, ha poi detto Berlusconi. L'idea di uscire dall'euro mi pare avventurosa, ma se non dovessimo riuscire a cambiare la politica della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea, sarà la realtà a imporre a noi, alla Francia, all'Irlanda e al Portogallo l'uscita dall'euro per tornare alla nostra moneta, dice Berlusconi. Questo in sintesi l'Ansa, che apre con questa notizia la sua prima pagina. Noi andiamo subito al convegno, vi siamo già in ritardo per la verità,
e sentiamo un pezzo, diciamo così, dell'intervento del professor Riccardo Puglisi in difformità rispetto alle tesi di Bagnai, Borghi e Aquilini al convegno del 12 aprile scorso a Roma, Un'Europa senza euro, costi e benefici. Penso che la qualità si veda, dico solo questo, cioè confrontate la qualità dei dati con quello che normalmente, non so, per esempio con l'appello degli grandi economisti visto sul Corriere della Sera. Sarà un disastro. Questa è la qualità. Dati, giù, con numeri, e vedete la differenza fra un Bagnai e un Bini Smaghi. Dico solo questo. Adesso lascio la parola a Riccardo Puglisi, coraggiosa voce critica degli argomenti euristi, pregando però di essere minimamente il più conciso che riesce, perché stiamo sforando di, ecco, anche il mio telefono è partito, quindi non so neanche di quanto stiamo sforando, ma di un sacco. Sarò breve. Ringrazio Claudio Borghi, ringrazio Alberto Bagnai, ringrazio voi. Parto come discussione accademica del bel paper o inizio di paper di Alberto, e poi tratterò un po' temi più larghi. Chiaramente, come aveva detto Claudio, la mia posizione è largamente più positiva a proposito dell'euro, come forse qualcuno di voi sa. Vediamo se funziona. Com'è? Così? No. Ok, quindi il paper, come dice Cartesio, si tratta di un'idea chiara e distinta, quindi mi piace, si affronta un singolo tema, una questione specifica. In che maniera lo si fa? Do una ripassata a quello che fa Alberto in questo paper, un approccio rigoroso che è basato su una cosa che si chiama analisi di cointegrazione. Ecco, non avrei mai immaginato di essere qui a dire che cos'è l'analisi di cointegrazione. Sostanzialmente ci sono delle grandezze, come per esempio il cambio euro-dollaro, che seguono un andamento che si chiama random walk, cioè passeggiata aleatoria, che in realtà è una bella traduzione italiana. Quindi il miglior modo di prevedere il cambio l'anno prossimo o il giorno domani è il cambio oggi. Però, quindi queste sono grandezze che vanno un po' in giro, ma cosa vuol dire che c'è una relazione di cointegrazione? Che nel lungo termine invece esiste una relazione stabile, ed è quello che dimostra Alberto nel suo paper. Quindi l'approccio è graduale, ho dei dati, attraverso i test statistici arrivo a scegliere il metodo econometrico più appropriato per descrivere i dati, e i risultati dati da un errore medio dell'1% dimostrano il fatto che il metodo utilizzato funziona per questo scopo. Tra l'altro, questo è l'esercizio, quindi il fatto che l'esercizio sia contenuto, ad esempio ci sono vari scenari illustrati da Alberto, più o meno gravi dal punto di vista di quanto sia immaginato l'ampiezza della svalutazione. Beh, in realtà, come viene detto nello stesso paper, certi scenari, in particolare questo scenario 3 nell'articolo, Eurexit con una svalutazione graduale del 20%, ma in realtà la possiamo utilizzare per descrivere una svalutazione dell'euro rispetto al dollaro del 20%. Quindi lo stesso tipo, un'analisi rigorosa può essere utilizzata per un evento come Eurexit, ma può essere usata anche per descrivere una cosa abbastanza standard come un cambio euro-dollaro che si svaluta, cosa che è auspicabile secondo molti. Vabbè, questioni tecniche, stagionalità dei dati, qual è l'outlier, cosa succede col changeover, queste ne parliamo dopo se vuole con l'autore. Vorrei un po' allargare il quadro, metto le mani avanti, tra parentesi metto le mani avanti, ovvero io in realtà sono assolutamente favorevole alla permanenza dell'Italia nell'euro, quindi questa è la mia posizione. Non credo di convincere qualcuno. Penso che potrei farvi venire ad alcuni qualche dubbio, e già questo rispetto a una posizione favorevole all'uscita, e questo per me è già interessante e sufficiente.
Un background: io mi occupo di political economy, ovvero sia l'analisi dell'interazione tra l'economia e la parte politica di un paese, di una società. In realtà però la mia tesi di laurea nel lontano, ormai mi sembra veramente, mi sento vecchio, nel 98, analizzava un tema che è questo: la cosiddetta politica di stabilizzazione fiscale in quella che allora non si chiamava Eurozona, ma veniva chiamata European Monetary Union, l'Unione Monetaria Europea, e il tema era questo: prima dell'arrivo dell'euro, attenzione, necessitiamo, per la teoria dell'area valutaria ottimali, necessitiamo, se non ci sono meccanismi privati di aggiustamento, ovvero sia fenomeni migratori o flessibilità reale, cioè flessibilità del salario reale verso il basso, che porta anche a una diminuzione dei prezzi. Se non abbiamo questi strumenti privati, oppure se non sono sufficienti, allora abbiamo anche bisogno di politica federale di stabilizzazione. Cosa vuol dire? Trasferimenti temporanei ai paesi in difficoltà, che sono finanziati da paesi che invece sono in una situazione migliore di surplus. Questo si sapeva dagli anni 60, quindi questo è una cosa da tenere presente. In realtà il tema è bersaglio facile, cioè il peso, dato che c'è un peso rilevante dell'IVA e delle accise in particolare sulla benzina, cioè solo uno stupido difensore dell'euro, e ai noi ce ne sono tanti, può mettere il prezzo della benzina come nella top 5 dei grandi problemi causati da un eventuale Eurexit. È un po' il discorso che si fa a proposito dell'avvocato che difende una causa giusta con un argomento pessimo. Oh signore Dio. Ah, ok. No, voleva dire che quindi sono tutti stupidi, perché continuano a dircela sta cosa. Che devo dire? Che devo fare? Cosa che probabilmente potrebbe essere un'identità, effettivamente. Da me questo argomento mai venne e mai verrà, perché nel senso basta fare due calcoli, come si dice, anche i cosiddetti back of the envelope, i calcoli fatti dietro una busta da Alberto, mostrano che è difficile pensare che ci siano degli effetti pazzeschi. Cioè, dico, un avvocato che difende una causa che io ritengo ragionevolmente buona con argomenti pessimi è un difensore stupido, ecco, that's it. Il bersaglio difficile invece è un altro. Io ritengo, e continuo a ritenere, che vi sia una notevole incertezza sugli effetti complessivi di un'uscita dell'Italia dall'euro. Quindi mi focalizzo sul caso italiano, che conosco meglio, ma l'idea è che c'è una notevole incertezza sui costi di una scelta di questo genere. Quindi, a mio parere, l'euro è un po' un capro espiatorio rispetto al caso italiano, perché se voi andate a leggere gli storici economici, che guardano chiaramente i cosiddetti cliometrici, cioè quelli che studiano l'economia nel lungo periodo, cos'è che spiega il PIL pro capite in termini reali, cioè la ricchezza il reddito pro capite in termini reali, la crescita della produttività del lavoro. Andiamo ai nostri casi: la produttività italiana. È uscito un recente lavoro di Gianni Tognolo con la Banca d'Italia su questo tema, è stagnante da 20 anni. Uno dei temi è che in realtà ci sono le imprese piccole, è vero che le imprese più grandi sono più produttive, e la specializzazione produttiva italiana è in settori sbagliati. La cosiddetta Information Communication Technology in Italia ha avuto un ruolo non assente, ma certamente inferiore ad altri paesi che l'hanno sfruttata e cavalcata e portata avanti. Per altri paesi è sicuramente diverso, quindi non nego il fatto che il debito privato sia rilevante per altri paesi, ma nel caso dell'Italia il peso è dato dal debito pubblico ereditato dal passato. Questo è ciò che appesantisce il nostro paese e appesantisce la mia generazione e le generazioni successive. Io penso che uno dei problemi, quindi parlo casta corruzione brutto, adesso la elaboro meglio del casta corruzione brutto, io penso che in Italia ci sia stata una classe digerente, c'è una sostanziale gerontocrazia. Vi do dei dati di questo tipo. Mi sono andato a spulciare il rapporto INPS 2012, le pensioni nel 2012 sono 248 miliardi di euro, i contributi, quindi sono più del 16% del PIL, i contributi previdenziali sono 210,
Quindi se la matematica non è opinione, sono all'incirca 38 miliardi, quasi 40 miliardi, scrivo nelle slide, finanziate dal contribuente, la parola usata dagli inglesi è più carina, che è taxpayer. Quindi c'è un finanziamento ulteriore che è un esubero rispetto a quanto costa il sistema pensionistico. Quindi teniamo presente di queste caratteristiche specifiche dell'Italia. E io ho una riflessione generale che è questa: perché bisogna pensare in modo monodimensionale? Io apprezzo il fatto che questo tema dell'euro sia stato portato avanti e mi associo nel dare merito a Claudio e Alberto nell'averlo portato nel dibattito, perché questa è cosa buona e giusta, ma dall'altra parte sono contrario, perché penso non faccia bene al dibattito, l'idea di sviluppare la cosa in termini monodimensionali. Quali sono i veri rischi di Eurexit? Quindi non le carriole per comprare la benzina che fanno un po' ridere. Il rischio è la stabilità finanziaria, la corsa agli sportelli. Vesperini l'ha sottolineato prima riguardo all'ipotesi di Eurexit che provenga dai paesi mediterranei. C'è un rischio di corsa agli sportelli virtuale o reale. Perché? Perché sostanzialmente io perché dovrei accettare una svalutazione, faccio la media tra i due casi sollevati da Alberto, 20 e 40%, una svalutazione di 30% sui miei depositi? Perché dovrei farlo? Se io ho informazione sul fatto che Eurexit è possibile nel breve termine, la mia reazione razionale da cittadino è ritirare i soldi dal mio conto, e nessuna banca resiste in questo modo. La peggiore schifezza in tutto ciò è in realtà l'opzione grillina, ovvero sia l'idea di andare verso un Eurexit con la democrazia diretta nella forma di un referendum consultivo sulla questione è, dal punto di vista della teoria economica, un'imbecillità. Perché? Perché se io so che ha vinto il referendum, la posizione a favore dell'uscita, io non ho fatto la cosa segretamente, quindi do dei segnali alle persone a fare esattamente quello che illustro nel primo punto. Quindi questa è una posizione sacrosanta. Chi dice ah no, ma ci vuole la democrazia in queste cose dimostra di non aver capito molto bene come funzionano questi equilibri economici e il funzionamento delle banche. In realtà un'altra posizione eccessiva è questa, che quindi su questo voglio andare incontro ad alcune posizioni di chi è a favore dell'uscita dell'euro. Alcuni dicono no, ma se noi usciamo dall'euro, a questo punto nessuno non ci presta più i soldi. Ne discutevo ieri sera con la professoressa Granville a proposito di questa idea. L'idea è che non è detto. Se noi accediamo ancora al credito, se lo Stato accede ancora al credito, quanto ci costa, dipende dal futuro e in particolare dipende da quali saranno le scelte della politica monetaria in seguito. Ovvero dipendono da quanta inflazione, cioè quanto aumento dei prezzi ci aspettiamo nel futuro. Ed ecco che appare un concetto che agli economisti piace molto, che è il concetto della coperta corta, in questi termini. Se io faccio una politica inflazionistica nel momento in cui faccio Eurexit, che cosa ottengo? Ottengo una cosa che, tenuto conto dei problemi sottolineati sopra, sembra piacevole, ovvero sia e diminuisco drasticamente il valore reale del debito pubblico italiano. Allora, da qui poi riprendiamo con l'intervento di Riccardo Puglisi al convegno del 12 aprile scorso, Un'Europa senza euro. Ricordo che potete ascoltarvelo tutto e vedervelo sul sito asimmetrie.org del professor Bagnai. Adesso c'è la pubblicità, poi apriamo invece la parentesi, la finestra su Zogno, di cui dicevamo prima, e in generale sul voto nei comuni, perché ci sono molti tratti in comune, come abbiamo visto, tra le diverse amministrazioni comunali e le diverse realtà entro le quali abbiamo fatto questo piccolo viaggio sul finire dell'anno scorso per avere una panoramica di alcune questioni politiche che sono poi questioni politiche di prima grandezza. Tra poco, dopo la pubblicità, con Giuliano Ghisalberti, sindaco uscente del comune di Zogno.
2. Come vi dicevo, allora torniamo adesso per questa finestra, diciamo così, torniamo a Zogno, da dove eravamo partiti per quel viaggio che ci ha portato in alcuni dei comuni del nord, anzi per essere più precisi dei comuni della Lombardia, per questioni di comodità naturalmente, ma le questioni di cui abbiamo parlato erano questioni di carattere generale e anche di un certo peso politico, che non sono venute meno nella loro importanza anche nel corso di questi mesi. Quindi riprendiamo idealmente, proprio da dove eravamo partiti, il percorso che poi, questione di cronaca, politica e di calendario, ci conduce anche alla considerazione del fatto che il 25 di maggio non si vota solo in relazione al Parlamento europeo e per i temi europei che stiamo approfondendo, che torneremo anche a seguire nella ultima parte della trasmissione, ma si vota anche per i comuni. Praticamente la metà dei comuni va al voto, circa 4.000 su 8.000, e anche in Lombardia moltissimi comuni vanno al voto, c'è un rinnovo di amministrazioni comunali, compresa quella di Zogno. Quindi adesso io ho il piacere di avere di nuovo con noi il sindaco uscente di Zogno e ricandidato, Giuliano Ghisalberti. Buongiorno Giuliano. Buongiorno Chinarca, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, siamo partiti da Zogno e da lì poi sono venuti fuori una serie di questioni che credo siano ancora tutte attuali, no Giuliano? Cioè il ruolo del sindaco, il ruolo dell'amministrazione comunale, la gestione delle risorse, le norme, la burocrazia, l'esigenza di fare cassa attraverso i comuni e i cittadini dei comuni, e poi anche un problema, diciamo così, per chi amministra un comune, come tu hai fatto in questi 5 anni, si vota anche a Zogno, adesso il 25, e lo prendiamo un po' come il simbolo di tutti i comuni che vanno al voto in questa tornata amministrativa. Il problema, dicevo, è anche di far capire al cittadino qual è la realtà, qual è la situazione. Poi Zogno ha determinate sue caratteristiche che abbiamo imparato a conoscere quando abbiamo fatto il servizio l'inverno scorso, e quindi ogni realtà ha le sue differenze, però le questioni di fondo rimangono. Allora, cos'è cambiato in questi mesi, Giuliano, da quando ci siamo lasciati? C'è un nuovo governo, ci sono state, credo, degli aggiornamenti normativi, ci sono state, come dire, delle novità da un punto di vista di gestione dell'esistente, ma mi pare che non si sia modificata la filosofia di fondo, no? Che vede gli amministratori locali, sindaci, un po' sempre più nel ruolo di esattori. Sempre più, dico, perché a quanto pare le stime di incasso da quella che rimane la tassa sulla casa, sui terreni, sui fabbricati, anche produttivi, laboratori, capannoni, eccetera, per esempio, quella lì è destinata a crescere. Questa è la previsione di tutti. È destinata a crescere, si chiameranno più IMU, si chiamerà IMU più Tasi più Tari, che insieme fanno la IUC, però alla fin fine mi pare che non sia cambiato molto. Però dammi tu il quadro, il polso della situazione, Giuliano. Beh, innanzitutto una premessa, nel senso che alle elezioni io chiedo e invito tutti ad andare a votare a prescindere di quella che è la propria appartenenza politica, perché votare è importante, è un diritto acquisito fondamentale, pertanto spero che più persone possibili, più cittadini possibili vadano a votare il 25 maggio, perché è importante che ci sia un'alta partecipazione alle elezioni. Per quanto riguarda invece il tuo discorso di cosa è cambiato, dico chiaramente che non è cambiato nulla, la filosofia è sempre quella, si usano i primi cittadini, si usano i sindaci per far cassa, anche perché, come hai ben accennato, è stata introdotta un'altra tassa, la Tasi, che in sostanza è l'IMU sulla prima casa, oltre ad essere aggiuntiva anche sugli altri immobili a disposizione. Perché cosa hanno fatto? L'anno scorso, se vi ricordate, i cittadini ad inizio anno dovevano pagare l'IMU sulla prima casa. Il governo ha deciso di non farla pagare più ai cittadini, però c'era il problema di come dare le risorse ai comuni. Per far questo hanno aumentato le tasse, hanno aumentato l'aliquota IVA, hanno aumentato la benzina e hanno recuperato le risorse con le quali permettere ai sindaci e ai comuni di chiudere i propri bilanci. Quest'anno cosa è successo? È successo che quegli aumenti di tassazione sono rimasti, le somme incassate in più se le sono tenute a Roma, e c'era il problema di come permettere ai comuni di chiudere i propri bilanci e di svolgere la propria attività. Pertanto cosa si sono inventati? Come sempre avvenuto in questi ultimi 3 anni,
Bene, allora imponiamo ai primi cittadini, ai sindaci, di applicare una nuova tassa, appunto la Tasi. Così noi sindaci dovremo andare dai nostri cittadini ad applicare una tassazione aggiuntiva in quanto però è stata imposta, perché il meccanismo in sostanza è sempre quello: usare i primi cittadini per fare gli esattori e scaricare la responsabilità sui sindaci, che alla fine sono quelli che il contatto diretto con i cittadini hanno quotidianamente e li incontrano appunto tutti i giorni per parlare delle varie problematiche con cui appunto si convive. Un po' il panorama è questo. Per quanto riguarda il patto di stabilità poi non è cambiato nulla anche da questo punto di vista, pertanto la situazione si protrae come è sempre stato negli ultimi 2 o 3 anni. Tra l'altro sulla Tasi, Giuliano, correggimi se sbaglio, non ci sono le detrazioni che erano previste sulla precedente IMU. Da qui deriva anche il fatto che sono già usciti i numeri sul Sole 24 Ore. L'incasso della nuova tassa su case, immobili, terreni fabbricati, attività produttive eccetera sarà, cioè la vecchia IMU, cambiato di nome, l'incasso sarà superiore, saranno altri 6 miliardi circa in più, no? Si paga di più in poche parole. Esatto. Le detrazioni ci potranno essere se però si aumenta ulteriormente la tassazione, oltre appunto, sono termini diciamo meccanismi un po' tecnici, ma se in sostanza si aumenta di uno 0,8 il limite massimo, quello che si introita può essere utilizzato per concedere detrazioni in situazioni particolari. E il fatto che ci sia un sindaco, il sindaco Renzi, diventato Presidente del Consiglio, adesso non è che voglio fare polemica politica facile, però è oggettivo che su questi temi il Presidente del Consiglio, in virtù del fatto che poi era sindaco, magari ci si sarebbe aspettati in virtù di questo che si fosse pronunciato, però non mi pare che abbia preso posizione su queste questioni che pure dovrebbe ben conoscere come ex sindaco. Esatto, non mi pare che ci sia stata una posizione ben precisa con fatti concreti presa in questa direzione, ma non mi pare che ci sia stata nemmeno da parte del sottosegretario alla presidenza del Rio, che non solo è stato sindaco ma è stato anche presidente dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Di conseguenza i vertici del nostro governo conoscono bene la situazione dei comuni, l'hanno vissuta in prima persona, però la sostanza è sempre quella. Giuliano, quali sono le cose che in questa campagna elettorale, che poi insomma campagna elettorale per un sindaco significa continuare a fare il suo lavoro fondamentalmente, no? Cioè incontrare la cittadinanza, rendersi conto delle questioni reali e cercare di fare non promesse, ma diciamo così, secondo me, ma prospettare una situazione realistica. Allora, quali sono le cose che vengono fuori dall'incontro con la popolazione? I temi fondamentali, quello che ti senti dire, quello che puoi dire, quello che ti senti dire tu e quello che puoi e devi dire tu. Io parlo in modo chiaro ai miei cittadini quando li incontro e gli dico fuori dai denti che nelle riunioni, negli incontri elettorali che sto facendo, non prometto tanto per ottenere il voto, ma parlo fuori dai denti e dico qual è la situazione. La situazione è un po' particolare, ci permette di affrontare le problematiche senza intentarci o chissà quali portata. Se non cambia nulla ci sarà sempre un'attenzione al particolare, al piccolo intervento, importante anche nel quotidiano, però gli interventi di una grande portata devono essere studiati in modo più dettagliato e preciso, perché il patto di stabilità non ci permette di agire come meriteremmo e come possiamo. Una tematica logicamente importante in questi incontri è quella dell'occupazione. Da questo punto di vista, per quanto riguarda la mia amministrazione, siamo intervenuti con delle scelte ben precise, in quanto abbiamo mantenuto la destinazione produttiva industriale delle aree dismesse presenti sul nostro territorio e non l'abbiamo convertita in centri commerciali. Questo perché ci permette di tutelare l'occupazione in 2 modi. Il primo, quello di tutelare gli occupati dei piccoli negozi, del piccolo commercio, che con l'arrivo di un certo
commerciale della nostra realtà avrebbero affrontato, non dico difficoltà, ma vere e proprie chiusure di questa attività. E l'altro appunto mantenere la destinazione delle aree dismesse, perché dà la possibilità comunque a quelle aziende di zone, ma soprattutto della Valle Brebana, che vogliono trovare spazi per ampliare le proprie attività, di trovarle ancora in valle. Così sta avvenendo. Un'azienda della Valle Brembana che voleva espandersi ha acquisito una di queste aree dismesse, per nei prossimi mesi vedremo l'insediamento di una attività produttiva sul nostro territorio, cosa che non sarebbe stata possibile se noi avessimo ceduto alle lusinghe dei centri commerciali e avessimo, diciamo, consumato queste potenzialità di aree a favore dell'imprenditoria. Giuliano, quali sono le cose che ti senti dire dai cittadini? E se hanno capito i cittadini un po' qual è l'assetto istituzionale pratico di questo paese qua, insomma, se hanno capito come stanno le cose, se hanno capito cosa può fare il sindaco, chi è il sindaco, c'è in atto, diciamo così, a livello generale. Tra l'altro a me ha colpito molto un'intervista a un vecchio partigiano greco che siede nel Parlamento di Atene adesso, il quale ha toccato un tasto molto significativo sul fatto che il paese, la Grecia, sottoposta alle ricette che ben sappiamo, quelle di ortodossia economica della famosa Troica, tra le varie ricette c'è stata anche la riduzione e l'accorpamento delle municipalità locali, con lo svuotamento sostanziale dei poteri dei comuni, anche in Grecia. E lui faceva proprio questo ragionamento, diceva: siamo passati da X comuni a molti meno comuni, con questo diminuendone le funzioni e l'importanza rappresentativa, e con questo, diciamo, anche con questo meccanismo si svuota la democrazia, no? Faccio un inciso, però ho colto questa analogia tra il fatto che quando tu hai bisogno di comandare dall'alto, diciamo così, e di reprimere quella che è la democrazia di base, il comune ci va di mezzo quasi sempre in queste operazioni verticistiche, diciamo, di comando dall'alto. Chiudo la parentesi, lascio a te però l'osservazione su cosa viene dal basso, dai cittadini. I cittadini si stanno rendendo conto della situazione, ma comunque vedono ancora il sindaco e il comune come un soggetto dal quale ottenere e chiedere aiuto. È vero che sanno della situazione, dei minori trasferimenti, dei vincoli che si incontrano, però alla fine la richiesta di aiuto arriva sempre al sindaco, perché è veramente l'ultima speranza, l'ultimo baluardo, l'ultima possibilità. Per quanto è accennato della situazione greca, io penso che non ci sia bisogno da noi di arrivare a questi accorpamenti per svuotare i comuni, perché se andiamo avanti in questo modo, di fatto senza accorpamenti li stanno svuotando con tutti i limiti che stanno imponendo ai comuni stessi. Ed io dico che siccome c'è questa visione istituzionale in questo periodo, basti pensare alle province, dove di fatto poi quello che è stato ottenuto è che ci saranno sempre i rappresentanti politici che eleggeranno le future province, ma non saranno eletti dai cittadini. Quello che ho detto all'inizio, l'importanza di andare a votare, è fondamentale, perché se la politica vede ancora una grande disaffezione, allora può dire: tanto ai cittadini non interessa più di tanto, possiamo fare tutte queste manovre istituzionali di svuotamento istituzionale, di rappresentanza diretta delle istituzioni. Se invece c'è ancora un messaggio di attenzione alla politica, alla buona politica, e comunque in tanti comuni c'è, forse quella possibilità di muoversi sulla base dello sconforto dei cittadini li frena un attimo. Ecco perché dico, quando nei comuni, a prescindere dall'appartenenza politica, si individua la buona politica, è fondamentale non abbandonare i comuni, non lasciare soli i sindaci e dare un forte messaggio di vicinanza anche con la partecipazione al voto. E mi sembra una notazione importante questa qui, perché in effetti se uno dice dall'alto questi non vanno a votare, i cittadini non vanno più a votare, vuol dire, è la prova che possiamo fare le operazioni che vogliamo fare, no? Che questi comuni non funzionano, che le regioni non funzionano, che le province non funzionano, perché non interessano ai cittadini, e quindi portiamo tutto sempre più verso il centro e verso l'alto. Che poi alla fine a pagare il conto è sempre il cittadino medesimo, turlupinato, diciamo così, dalla propaganda. Esatto.
Io ringrazio Giuliano Ghisalberti per questo breve flash che ci ha introdotto, diciamo così, in maniera generale alla questione delle elezioni amministrative, delle elezioni comunali, che pure si tengono il 25, sono un po' passate in sordina rispetto alle elezioni europee e ai conseguenti equilibri di governo di maggioranza romana, no? Questo mi sembra chiaro, Giuliano, però dobbiamo ricordarlo, e lo ricordiamo volentieri, che queste sono elezioni importanti perché si vota in metà comuni d'Italia e anche in tanti comuni del nord, e nonostante il fuoco della propaganda e dell'attenzione mediatica sia spostato tutto da un'altra parte, queste sono comunque elezioni importanti. L'hai chiarito benissimo tu anche il perché. Io ti auguro buon lavoro, buona campagna elettorale, in bocca al lupo. Grazie, Giuliano Ghisalberti, sindaco di Zogno. Grazie e buongiorno a tutti. Grazie a Giuliano Ghisalberti, sindaco di Zogno, provincia di Bergamo. Adesso noi torniamo al convegno di Roma. È stato un andamento un po' così spezzato quello della trasmissione di oggi, però a parte il fatto che da un punto di vista generale le cose non sono così distanti e scollegate, perché quello che si decide lassù poi riguarda tutti qua giù, dove il lassù sta per Europa Roma e il qua giù sta per la realtà in cui viviamo quotidianamente, che è il comune sostanzialmente. Comunque torniamo all'intervento del professor Puglisi pro euro, e poi la seconda e ultima tranche, ovvero il dibattito finale, la tavola rotonda, che non so se riuscirò a seguire tutta, credo di no, però intanto cominceremo ad ascoltare il primo round di opinioni politiche al termine di questa lunga giornata di convegno del 12 aprile scorso a Roma, organizzato dal professor Bagnai e dall'associazione Asimmetrie, un'Europa senza euro. Qui eravamo all'intervento del professor Riccardo Puglisi. In questi termini, se io faccio una politica inflazionistica nel momento in cui faccio Eurexit, che cosa ottengo? Beh, ottengo una cosa che, tenuto conto dei problemi sottolineati sopra, sembra piacevole, ovvero sia e diminuisco drasticamente il valore reale del debito pubblico italiano. Ok, può essere un obiettivo di politica economica sensato, però attenzione, poi bisogna vincolarsi, siamo in cambi flessibili, ma dobbiamo vincolarci a una cosa che si chiama inflation targeting. Cosa vuol dire fare inflation targeting? Vuol dire annunciare e stare e aderire a un certo tasso di inflazione nel futuro. Ma in questo modo stiamo facendo qualcosa per cui l'inflazione l'abbiamo usata solo quel momento lì, non la usiamo dopo per fare qualcos'altro. L'idea è che per molti Eurexit è una panacea, questo termine è stato utilizzato precedentemente, ovvero la falsa speranza è che il tasso di cambio fluttuante abbia effetti nel medio-lungo termine. Questi effetti non sono così importanti, anzi non ci sono rispetto agli effetti del breve termine. Sugli aspetti del breve termine sono d'accordo, sugli aspetti del medio-lungo termine, ripeto, la determinante del reddito pro capite è la crescita della produttività, del fattore lavoro. Concludo con una slide costruttiva, quindi concludo velocemente. Vi cito una cosa che mi piace molto, che si chiama la legge di Cromwell, Oliver Cromwell. La legge di Cromwell recita così: vi prego per le viscere di Cristo di ritenere possibile che voi siate in errore. Era una dichiarazione che fece Cromwell di fronte al sinodo dei vescovi scozzesi, se non vado errato. Come funziona? È un'applicazione, in realtà la regola di Cromwell è una regola di statistica, ovvero ha una dichiarazione logica, cioè una affermazione logica del tipo 2 più 2 uguale 4, attribuite probabilità 1, okay? A 2 più 2 uguale 5, attribuite probabilità 0. Vero, falso, 0, 1. Per tutto il resto 0, 1 sono un rischio, sono una cosa che non dovete fare. Perché? Perché se voi partite da probabilità 0 e 1 non potete fare una cosa che si chiama update, aggiornamento. Se qualcosa è impossibile non può diventare possibile. Se una spiegazione è sbagliata al 100% non può diventare un po' giusta. Ok? Quindi questo dovrebbe essere applicato alle posizioni nel dibattito, e questo è un invito evidentemente che è coerente con questo incontro e con la mia modesta presenza qui. Il dialogo è fatto da persone che hanno in testa bene, da tutti e due i lati intendo,
la legge di Cromwell, no probabilità 0,1 a interpretazione della realtà. Quindi questa è un'occasione utile per confrontarsi su temi concreti, grazie per l'invito, e in questi termini, nel termini del aprirsi alla possibilità che la controparte, quello che è, abbia degli elementi razionali e degli elementi ragionevoli. Quindi in realtà io applico ora la legge di Cromwell e vi dico che a mio parere la probabilità di Eurexit per l'Italia è molto bassa, ma chiaramente non posso dire che sia zero, cioè, contraddirei quello che ho appena detto nei punti precedenti. L'idea che ho sviluppato prima nel panel precedente è questa, che è un'idea un po' dorotea, se mi consentite un termine che forse è un po' passato di moda, però l'idea è che a mio parere la minaccia di Eurexit, e quindi io non mi tirerò i capelli che non ho nel caso vi sia un successo importante dei movimenti a favore dell'uscita dell'euro alle prossime europee, perché io penso che questa minaccia deve portare più velocemente, in maniera più intelligente, a meccanismi, scusate qui c'è un refuso, a un'eurozona che assomiglia di più agli Stati Uniti come moneta, come area valutaria. Deve essere una area valutaria in cui vi sono interventi di stabilizzazione del breve periodo, ad esempio sussidi di disoccupazione pagati dal livello centrale. L'idea è che le parti in causa devono forse essere indotte non solo dalla carota ma anche dal bastone, ed il movimento Eurexit va in questa direzione, a ragionare sul fatto che il modello deve essere meglio fatto. Grazie. Bene, adesso andiamo a concludere con la tavola rotonda, con gli esponenti politici che vi dicevo, in primis il segretario federale della Lega Salvini, con Ugo Boghetta di Rifondazione Comunista, Gianni Alemanno Fratelli d'Italia, Guido Crosetto, medesimo partito, Stefano Fassina del PD e Ignazio Messina Italia dei Valori. Intanto l'agenzia ANSA continua ad aprire la sua prima pagina con Forza Italia con Renzi, nella maggioranza Renzi-Berlusconi non esclude, come dice lui, la possibilità di entrare in maggioranza con Renzi. Ma vi segnalo anche dal quotidiano L'Indipendenza, diretto da Gianluca Marchi, quotidiano online, l'articolo di Enzo Trentin sull'indipendenza del Veneto e contro quelli che dicono che non conviene. E il secondo articolo è invece dedicato a una proposta di un leghista: vendiamo Lampedusa alla Germania. Se i cittadini sono d'accordo, perché no? Almeno siamo sicuri che anche la Germania si renderebbe conto di cosa vuol dire il problema immigrazione. È la parola del candidato leghista alle elezioni europee nella circoscrizione nord-ovest, Angelo Ciocca, nonché consigliere regionale lombardo. In questi giorni decine di lampedusani mi chiamano, mi chiedono aiuto, mi dicono: guardate qui, il governo non fa niente, non è in grado di garantirci da questa invasione, non sono in grado di garantire gli elementi del vivere civile. Penso che vendere Lampedusa ai tedeschi sia una buona soluzione, così vediamo se questa precisione tedesca si traduce nei fatti, nel tenere ordine e disciplina. Chiediamo alla Germania di risarcire l'Italia chiedendo i danni subiti dal nostro paese per l'ingresso in Europa. Mi dispiacerebbe per i cittadini lampedusani, i quali peraltro sono già abbandonati dallo Stato italiano. Questa è una notizia che sceglie l'Indipendenza. E poi, a proposito di Sud, è partita la campagna della Lega per il Sud, 3 giorni in tour per Matteo Salvini, ma c'è anche spazio per la questione che è stata sollevata da plebiscito.eu, ovvero la questione del referendum sull'indipendenza del Veneto e i suoi riflessi fiscali. Presto i primi risultati della protesta fiscale. Verranno dati i risultati dai promotori di plebiscito.eu della prima fase di esenzione fiscale. Quanti cittadini o imprese hanno aderito alla campagna di obiezione fiscale in corso? Intanto noi torniamo al convegno sull'euro, anzi sull'Europa senza euro. Vi ricordo che potete ridocumentarvi, come vi pare, ascoltando tutto anche integralmente sul sito asimmetrie.org. Qui siamo alla tavola rotonda finale con gli esponenti politici, moderata da Mario Giordano, autore peraltro di un libro recente sulla moneta unica del quale abbiamo parlato, Non vale una lira. Sentiamo dunque questa prima parte, credo, perché non riusciamo ad ascoltarla tutta, e poi comunque avremo modo di seguire anche l'ultima parte del dibattito. Allora, io adesso ti usurpo il ruolo, posso? Per dire che
qua diciamo smantelliamo e prepariamo un simpatico studio televisivo, giusto? Dove i politici, in contesto loro proprio, potranno reagire sui temi sollevati nel dibattito. Allora lo posizioniamo un pochino più avanti il file, perché così prendiamo proprio l'inizio esatto della tavola rotonda con gli esponenti politici, che ha concluso questa giornata del 12 aprile scorso a Roma, e questo convegno dove veramente tanti sono stati gli esponenti del mondo accademico, ma anche del mondo politico. E appunto con la tavola rotonda con gli esponenti politici chiudiamo. Direi che il primo passo in avanti è anche venuto fuori, diciamo, dal dibattito che c'è stato. Il primo passo in avanti, e coinvolgerei subito per una battuta l'onorevole Fassina. Possiamo fare intanto, oggi abbiamo discusso diciamo di uscita dall'euro in termini concreti. Lei è stato presente anche a buona parte del dibattito nel pomeriggio, ha sentito ecco, possiamo fare un passo in avanti e evitare quello che è successo non fino a, qualcuno diceva oggi 5 anni fa, ma fino a ieri forse, che il dibattito fosse fra sostenitori dell'euro da una parte e populisti e demagoghi dall'altra, perché è un po' quella, no? Il discriminazione. Allora possiamo cominciare a mettere un punto del fatto che è un tema di cui si può discutere seriamente. Buonasera e grazie per l'invito. Personalmente avrei preferito il setting precedente, ce ne abbiamo abbastanza, con tutto il rispetto per il direttore di configurazioni da talk show. Comunque non solo si può, si deve, e sta avvenendo, oggi è stato fatto in modo molto serio, con analisi approfondite, quindi trovo che si debba, perché è l'unico modo per riuscire a trovare poi una strada. Personalmente non condivido l'obiettivo politico di uscire dall'euro. Condivido invece con le relazioni, tante relazioni, condivido l'analisi dell'insostenibilità della rotta di politica economica sulla quale siamo. Siamo su una rotta insostenibile, quindi così non può andare avanti, non c'è dubbio. Chi dice che si vede la luce in fondo al tunnel sbaglia clamorosamente, e non credo sia un caso che anche il presidente della Bundesbank si sia convinto al quantitative easing qualche giorno fa, cioè di fronte a un rischio di deflazione. Quindi ritengo che questo sia un punto fondamentale. Se riuscissimo in questo Paese già a essere d'accordo che la rotta sulla quale siamo è insostenibile, faremo un grandissimo passo avanti e eviteremmo appunto di polarizzare la discussione tra quelli che dicono avanti tutta sta andando bene e quelli che invece dicono che bisogna uscire dall'euro. Questo è già un passo avanti, perché prima si diceva dell'obiezione della benzina che era un'obiezione stupida, ma in realtà io che frequento ultimamente un po' i talk show, quella della benzina è una delle più intelligenti in realtà che vengano fatte, e quindi diciamo che sarebbe già un notevole passo avanti. Però l'onorevole Fassina punta il punto appunto sul primo punto del dibattito, che poi è uno sono poi due, non tantissimi, però diciamo su cui volevo centrare questo dibattito. E cioè il punto è questo, che mi sembra sia venuto fuori poi attraverso tanti spunti concreti e tecnici dal dibattito di tutto il pomeriggio. Cioè la tesi è che qui dentro, e dico anche forse molto fuori, che così non si può andare avanti, come diceva l'onorevole Fassina, è più o meno, diciamo, sta passando, insomma, anche abbastanza maturo sia dai dati sia dalle osservazioni. Il punto è, si può riformare
l'euro, cioè si può riformare stando dentro l'euro, si può cambiare l'Europa, si può cambiare il sistema, abbiamo sentito l'ipotesi, no, della Germania, eccetera, si può riformare o è irriformabile? Io credo che il primo punto, poi il secondo sarà capire come tecnicamente cercare le soluzioni dei politici, però la prima risposta da chiedere e che vorrei domandare subito a Matteo Salvini è: riformabile o non è riformabile? Cioè è possibile trovare una soluzione dentro, come qui è stato anche ventilato e come ventilava adesso l'onorevole Fassina, o no? Non lo so, nel senso che dal mio punto di vista il mestiere del politico deve essere quello di capire e tradurre quello che più esperti di lui, ciascuno nel suo campo, possono dare come direzione. Quindi giornate come quelle di oggi mi fanno dire sì. Io mi sono avvicinato al tema dell'euro per caso, trovando sul comodino di un mio collaboratore a Bruxelles il libro Il tramonto dell'euro, preso in prestito dalla biblioteca comunale di Lissone, e quindi siccome avevo finito il Corriere... Però non rubato. No, l'aveva preso in prestito, io ce l'ho ancora a casa, è scaduto ampiamente il prestito, poi no, le ho restituito una copia nuova e quindi non ci ha rimesso né la biblioteca di Lissone né il professor Bagnai. Scherzi a parte, mi si è aperto un mondo, io mi sono occupato di tanto nella vita, fino all'anno scorso non di politica monetaria. Se fossi un politico, anzi un segretario di partito serio, direi che io da decenni sono appassionato del dibattito della politica monetaria. Visto che non sono un segretario di partito serio, dico che grazie a Bagnai, grazie a Borghi, grazie a Rinaldi ho scoperto un mondo, e siccome non sono per le mezze misure, per me o è bianco o è nero, è sì o è no, il forse mi dà fastidio, e quindi ti dico sì, e mi ci sono buttato con tutto l'entusiasmo, perché mi sono reso conto che dietro la moneta unica c'è qualcosa che mi terrorizza ancora di più, che è il pensiero unico, e quindi quando qualcuno mi dice che si può riformare a partire dalla discussione con la Merkel, vediamo, no, io ci lavoro da anni. O lì ci vai determinato, dicendo o è così oppure me ne vado, oppure non c'è niente di riformabile. Tanto che ho scelto, facendo anche una battaglia interna, addirittura di togliere la parola Padania e di mettere basta euro nel simbolo. Quindi la risposta mi sembra che sia nel simbolo, e quindi ringrazio il professor Bagnai e ringrazio, se ci sta ascoltando, visto che lo stiamo dando in diretta streaming e diretta anche su Radio Padania, il mio collaboratore Andrea Crippa, che forse sbadatamente ha preso in prestito in biblioteca questo Il tramonto dell'euro. Da cosa nasce cosa, e siamo arrivati qua, e quindi io sono convinto che ce la possiamo fare. Siamo partiti in pochi, ma ce la possiamo fare. L'effetto illuminante, in effetti, del libro di Bagnai, credo che del blog di Bagnai, credo che sia quello che hanno provato molti di noi e che riguarda anche me personalmente, come la sensazione di stare in una stanza buia. In quella stanza buia si sta male, si sbatte la testa, non si capisce perché, si percepisce che si sta male, all'improvviso si legge il libro di Bagnai, è come se uno mettesse un fascio di luce dentro quella stanza buia, e allora uno capisce che sbatteva la testa perché le cose stavano messe così, e a quel momento gli viene voglia di andare a dire: tutti accendete la luce, santo Dio, che cosa aspettate ad accendere la luce? Però io vorrei ritornare ancora sul punto e coinvolgerei Guido Crosetto, perché si diceva in uno degli ultimi interventi, proprio per capire prima di tutto qual è l'obiettivo e poi cerchiamo di capire come raggiungerlo. Qual è l'obiettivo che dobbiamo porci? Che volete porci voi come classe politica? Uscire decisamente dall'euro o cambiare le cose? Perché si diceva, vabbè, anche se poi non si farà, non si uscirà dall'euro, l'uscita dall'euro però serve come minaccia per poter, non dico la frase standard, andare a battere i pugni sui tavoli perché mi comincia a dare il nervosismo, però per andare, come dire, avere una forza per cambiare l'Europa. È così? Cioè l'uscita dall'euro è solo un alzare la voce per poter ottenere un cambiamento? No, non può essere quello. La giornata di oggi l'ha dimostrato. Non è compatibile una stessa moneta che tenga insieme la Germania, la Grecia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna. Perché qualcuno ci rimette e qualcuno ci guadagna con un'unica moneta ed economie diverse. Per cui se noi siamo convinti che questa moneta
stia danneggiando il nostro paese, abbiamo il dovere, che poi sia, lo diceva prima Borghi, dall'alto o dal basso, può anche uscirsene la Germania e lasciarla agli altri paesi, ma non c'è una via di futuro nell'euro. E con quello che l'euro comporta, perché noi oggi non ne abbiamo parlato molto, il fiscal compact è lì, è uno spettro al di là della porta che entrerà nelle nostre famiglie, nel nostro paese con una violenza inaudita, perché mentre, hai ragione tu, tutti dicono sì, anche Stefano prima, così non si può andare avanti, cioè tutti dicono che schifo ci siamo trovati dentro un lager, però ogni giorno di questo lager alzano i muri. Intanto ci sono venduti Banca d'Italia, casomai avessimo bisogno di una banca centrale non ce l'abbiamo più. Intanto il fiscal compact è stato blindato e magari si trasformerà e entrerà direttamente nelle nostre famiglie, perché vedi, il nostro paese da questo punto di vista non è vero che fa le cose male, quando vuole fare cose meglio che in tutti gli altri paesi. Noi abbiamo costruito a latere, non è ancora stato usato, uno strumento fondamentale per quando l'Europa ci obbligherà a pagare il fiscal compact. Equitalia. Nessun paese ha costruito una cosa così perfetta. Nessun paese ha costruito una macchina che quando sarà necessario andare in ogni famiglia a prendere un pezzo del debito di questo paese per rispettare quell'impegno potrà farlo. Noi l'abbiamo fatto. Neanche i tedeschi con la Gestapo avevano fatto una cosa così perfetta per entrare in ogni famiglia e distruggerla. Per cui l'euro non ci lascia, questo euro non ci lascia altre vie, non c'è la via della mediazione. C'è la via di una rottura sull'euro e non sull'Europa. E sono due strade diverse. Io odio quelli che ti dicono tu vuoi uscire dall'Europa, tu vuoi distruggere il mercato unico. No, io non ce l'ho né con l'Europa né col mercato unico. Ce l'ho con questa Europa e queste regole che sono state messe negli ultimi anni e ce l'ho con questa moneta perché vedo quello che questa moneta sta facendo in giro. Prima forse Puglisi diceva io non vedo effetti positivi a breve termine di una possibile svalutazione ed è poco. E perché sarebbe poco trovarsi, ho trovato prima una persona che è in sala che fa scarpe, gli ho detto scusa ma una valutazione del 20%, le tue scarpe cosa succede negli Stati Uniti rispetto a quello che sta succedendo adesso con un cambio 1,40 col dollaro? Cioè per cui io non vedo altre vie che possano avere impatto immediato, altrimenti c'è un lungo passaggio, un lungo declino verso una fine che anche quelli favorevoli all'euro non stanno negando. Cioè io non sento un pro euro che mi dica ma no, stai tranquillo perché il punto di inversione, sì, ci ha provato Monti dicendo la famosa luce alla fine del tunnel, poi sarà il treno che ci viene addosso, sarà un tir, cioè l'hanno dipinta in un vario modo, ma questo tunnel continuano tutti a parlarne e non finisce mai, anzi è un tunnel che va sotto. E sai qual è la cosa vergognosa? E poi ho finito. Quando abbiamo provato il fiscal compact e l'ESM, qualcuno di noi si è opposto, ha provato ad opporsi. Io avevo davanti a me Franco Frattini, che ha fatto l'intervento per il mio partito, allora il PDL, favorevole all'introduzione. Quando io ho finito il mio contro in dissenso dal gruppo, mi ha detto ma ci sono cose che non si possono cambiare, bell'intervento hai fatto, ma ci sono cose che non si possono cambiare. Io gli ho risposto e sono contento di trovarmi qua con Matteo questa sera. Ci sono cose che i singoli non possono cambiare, ma se la politica non pensa di poter cambiare qualcosa, non ha bisogno di esistere, perché la politica esiste per provare a cambiare cose che sembrano impossibili da cambiare a singoli uomini. E questo pone il problema anche appunto della democrazia di questa Europa. Ma per rimanere al tema strettamente economico, l'altra sera facevo un talk show e avevano provato, per confermare quello che stavi dicendo adesso tu, detto, facciamo un gioco, una simulazione di che cosa succede, no? se uscissimo dall'euro, no? Nell'esercizio che aveva fatto Giorgio Giannetto, prendendo tutto il peggio del peggio, veniva fuori in pratica la situazione attuale che stiamo vivendo, cioè né più e né meno, tutto quello che descriveva era esattamente, e infatti è uscito dal servizio e ha detto bene, il peggio che avete immaginato è quello che oggi accade. Ugo Boghetta di Rifondazione Comunista
protezionista. Quindi la soluzione è uscire dall'euro senza se e senza ma, per uno slogan che a voi è caro. Sì, molto caro, però devo fare una premessa prima di rispondere, perché io faccio parte della minoranza della sinistra, di quelle sinistre dentro Rifondazione, anche a livello europeo, dentro Syriza piuttosto che dentro la Link o il Front de Gauche, che credono che bisogna uscire dall'euro, mentre la maggioranza, diciamo, io le chiamo Europirla, e pensano... Le Europirla sono trasversali, sono un partito trasversale. Pensa che invece l'Europa sia riformabile. Io credo che invece l'Europa sia irriformabile e che è un modello sbagliato, cioè che non può stare in piedi insieme. Quindi bisogna tornare alle sovranità nazionali per poter ricominciare a fare delle politiche adeguate ognuno al proprio paese, perché come abbiamo capito oggi, no, sapevamo che ogni paese ha situazioni diverse e ha bisogno di politiche diverse. Ma rimango sul punto perché la maggioranza della sinistra, che è un problema che ha posto prima anche Bagnai, non è favorevole ancora a rimanere nell'euro. Io credo perché non ha capito, e cito solo due cose. Uno, che la Costituzione italiana è stata messa in mora dall'entrata dell'euro, non conta più niente. E poi c'è... E nonostante conti così poco, la vogliono togliere perché è quasi socialista. Il secondo motivo, e questo è più grave in un certo senso, è perché si crede, e molti lo credono, al di là della sinistra, che la questione della moneta sia semplicemente una moneta. Dal mio punto di vista, la moneta è un rapporto sociale. Dal mio punto di vista, è un rapporto di forza. Allora, guardiamo cosa dice l'euro, cosa fa l'euro. L'euro è rigido, non si può cambiare e modificare i tassi. Che cosa si svaluta? Qual è l'unica cosa che si svaluta? È il lavoro. Questa si chiama lotta di classe dall'alto. L'euro è uno strumento della lotta di classe nei confronti dei lavoratori. E quindi, proprio per questo motivo, ci stiamo organizzando, quelli che di sinistra penso che si debba uscire dall'euro, perché, poi magari spero di avere un altro passaggio per poter illustrare questa posizione, io credo che ci siano due uscite dall'euro, uno a destra e uno a sinistra. Le due cose sono molto diverse, perché rischieremmo, se usciamo a destra, di sostituire la destra economica, che oggi è rappresentata dal PD, con la destra politica. Non so qual è la padella, qual è la braccia, ma non ci piacciono nessuna delle due. Allora lei mi chiama immediatamente a chiamare in causa Gianni Alemanno, che tra l'altro ha seguito i lavori da questa mattina, e quindi rischiamo di cadere dalla padella nella brace. No, io credo che questo tipo di impostazione sia un'impostazione perdente. Cioè, io credo che noi abbiamo un problema enorme che riguarda tutto il popolo italiano, al di là di come la pensa, di destra, di sinistra, sopra, sotto, insomma, è una realtà reale. Se cominciamo a dire attenzione che lì andiamo troppo a sinistra, no, attenzione che là andiamo troppo a destra, è il modo migliore per non risolvere nulla. Noi dobbiamo avere il coraggio di essere uniti anche nell'assoluta diversità, perché questa battaglia è una precondizione di democrazia. Cioè, il punto qual è? Che se l'Italia esce dall'euro, l'eurozona si dissolve. Il giorno in cui andrò a governare io, governerò io. Il giorno in cui andrà a governare lui, governerà lui. Ma governeremo noi in base a un mandato popolare e democratico del popolo italiano, non in base alla troica, non in base alla troica che ci arriva, al diktat, ai memorandum, a tutto quello che abbiamo di terribile che abbiamo visto questa mattina sulla Grecia, eccetera. Fatta questa premessa, io ho in testa un elemento operativo, cioè noi siamo, è inutile che ci giriamo attorno, alla vigilia di elezioni europee. Queste elezioni europee che cadono in questo momento hanno un valore straordinario e io credo che il primo grande sforzo di tutte le persone che stanno qua, di tutte le persone che vengono coinvolte, degli intellettuali, delle persone che insomma affrontano il tema, è di evitare che vinca quell'astensionismo
che porta le persone stanche, stufe della situazione, eccetera, a lavarsi le mani e a non andare a votare. Perché invece noi possiamo costruire il prossimo Parlamento europeo, un Parlamento che contenda, in cui il fronte eurocritico possa contendere la maggioranza agli europirla di cui parlava prima l'amico di Rifondazione Comunista. Si può fare. Certamente si deve fare creando un fronte che superi le diversità. Io credo che noi la prima cosa che dobbiamo fare, al di là dei gruppi, come saremmo organizzati, eccetera, bisogna costruire una risoluzione comune da presentare al Parlamento europeo, deve essere il primo atto che noi presentiamo al Parlamento europeo, ripeto, al di là delle diversità, al di là di quale gruppo saremo iscritti, che una risoluzione comune che compatti il fronte degli euro unici e che ponga al Parlamento europeo scenario importante per non dimostrare che questo è soltanto un problema nazionalistico, ma è un problema di tutti i popoli europei, che faccia prendere una posizione al Parlamento europeo per la dissoluzione concordata dell'area euro, cioè per tradurre in cifra politica quello che è stato scritto nel manifesto di solidarietà europea. Su questo faccio un piccolo spot. Giovedì prossimo faremo uno sforzo particolare, perché abbiamo organizzato a Napoli, con Bagnai e con il nostro brillante moderatore, un incontro proprio centrato sul no euro. Perché? Perché c'è un altro sforzo in più che dobbiamo fare: portare queste tematiche nel Mezzogiorno d'Italia, perché si sente molto parlare di questa cosa soprattutto al nord Italia. Bisogna portarlo anche al Mezzogiorno d'Italia e dire alle popolazioni meridionali che se tutta l'Italia è svantaggiata dall'appartenenza all'euro, l'anello più debole, quello che pagherà e paga il prezzo più alto, è proprio il Mezzogiorno d'Italia, quindi non solo il nord, non solo quello che fa la Lega, non solo quello che avviene complessivamente da parte di tutte le forze politiche, ma anche il Mezzogiorno d'Italia si deve muovere, perché se ci mobilitiamo possiamo raggiungere l'obiettivo di avere un Parlamento europeo che si esprime contro l'euro. Gianni Alemanno, che è un vecchio, me lo permetti, vecchio frequentatore di talk show, si è portato avanti, ha già anticipato la seconda domanda, perché che era il secondo giro, no, ma ci torneremo, perché insomma sul cosa fare credo che sia poi il secondo giro. Però prima volevo ancora, prima di fare un punto del primo giro di opinioni ai due prof che ci hanno accompagnato sul palco, volevo coinvolgere Alessandro Lelli di Italia dei Valori, che sostituisce Ignazio Messina, che ha dovuto scappare, introdurre un altro tema su questo, no? Uscire o non uscire, perché anche qui oggi più o meno è venuto fuori quando si diceva ma alla fine se noi non cresciamo non è per colpa dell'euro, è la produttività, è il fatto, i vizi, no? I vizi italiani. Allora, viene fuori in tutti i talk show, quindi in questo talk show non possiamo non tirare fuori i vizi. Italia dei Valori tradizionalmente denuncia i vizi italiani, eccetera. Ecco, non è che l'euro domanda delle domande che deve necessariamente esserci rigorosamente in un talk show, che l'uscita dall'euro è una scorciatoia perché non vogliamo risolvere i nostri vizi italiani? Eccolo. Ma io, oltre a essere responsabile economico dell'Italia dei Valori, sono anche un imprenditore, quindi forse riesco a risponderle così con granus salis. È vero, c'è il problema della produttività, ma come ben sapete la produttività è un insieme di parametri. C'è il costo del lavoro, che è uno degli elementi fondamentali, che risente chiaramente dell'altissima tassazione, del cuneo fiscale, dell'IRAP, eccetera. Quindi, per rimanere alla sua domanda, il problema esiste. Ritengo però che oltre a questo in Italia ce ne siano tanti altri di problemi: la pubblica amministrazione, la corruzione, l'evasione fiscale. Tutti questi sono problemi che rimangono euro dentro, euro fuori, che non hanno nulla a che vedere con la problematica dell'euro. Sono problemi che dobbiamo, indipendentemente dal discorso di restarci o di uscirne, risolvere, perché sono problemi che appesantiscono il nostro Paese e non lo fanno diventare in alcuni elementi anche uno Stato che rispetta la Costituzione e la libertà degli individui. Per tornare al discorso della produttività, quindi resta
un problema gravissimo che abbiamo, ma io ritengo che non sia tipicamente legato all'imprenditoria. Noi abbiamo imprenditori eccezionali, le piccole e medie imprese in Italia hanno fatto l'Italia nel dopoguerra. Probabilmente non si sono evoluti, ma il problema qui è più un problema dello Stato che non dell'imprenditoria, perché basterebbe abbassare il costo dei lavori in maniera significativa, arrivare ad un cuneo fiscale che assomiglia a quello dei paesi più efficienti come quello degli Stati Uniti o altri, e noi saremo di nuovo su questo argomento molto più competitivi. Però vorrei tornare un attimo al discorso dell'euro, perché io ritengo che intanto vorrei ringraziare l'amico Bagnai per questa bellissima giornata, anche perché è stato artefice negli ultimi 2 anni di una guerra durissima che ha aperto però un dibattito, e oggi finalmente se ne parla. 2 anni fa o 3 anni fa, quando abbiamo iniziato a discuterne, eravamo considerati come dei talebani, cioè praticamente qualcuno diceva: voi non volete bene all'Italia, voi non siete italiani. Oggi fortunatamente almeno se ne discute, e quindi questo anche probabilmente evidenzia un po' più di democrazia su questo punto, merito di alcune persone che si sono spese significativamente. Il problema, a nostro avviso, non è euro sì, euro no, è questo euro. E questo euro significa avere probabilmente 2 visioni, che sono una visione ideale. Ci stiamo perché è bellissimo, perché siamo in Europa, perché l'Europa deve avere una moneta unica, perché siamo in Unione Europea, perché vogliamo essere come gli Stati Uniti d'America. Poi c'è una realtà: ma siamo sicuri veramente che saremo un bel giorno come gli Stati Uniti d'America? Oppure poi si può sempre guardare avanti, si può dire fra 50, fra 100 anni. Ma il problema è: non abbiamo davanti 50 o 100 anni, abbiamo davanti pochissimo tempo per risalire la china. Noi riteniamo che questo euro non ci va assolutamente bene, e dopodiché potremmo dire: bene, qual è l'euro che ci piace? Ci piace l'euro dove c'è prima uno Stato e non c'è solo una moneta. Ci piace l'euro che porta avanti una politica fiscale che oggi non è portata avanti. Ci piace l'euro che parla di redistribuzione dei redditi. Ci piace l'euro di un governo politico. Oggi tutte queste cose non ci sono, allora forse è meglio guardare alla realtà, e guardiamo alla Grecia, guardiamo al Portogallo, guardiamo all'Italia. Siamo in una situazione disperata, abbiamo perso, e torno al discorso dell'imprenditoria, il 25% della produzione industriale, in parte probabilmente legata alla crisi, ma la Germania in questo stesso periodo ha guadagnato sulla produzione industriale, e quindi c'è chi in questo periodo ha fatto utili stratosferici, ha portato in casa tantissimi denari che poi reinveste nella propria produzione, e c'è chi li ha persi. Noi li abbiamo persi, quindi ritengo che continuare a sognare sia qualcosa che ci porta ad una morte certa. O siamo realisti e guardiamo in faccia al problema e lo risolviamo, oppure ritengo che non si possa fare nient'altro che probabilmente a dispiacere uscire dall'euro. Chiudo con un'osservazione rapidissima, perché mi sono piaciuti moltissimo oggi alcuni interventi sulla Francia. Qualcuno ha detto che la Francia oggi, too big to fail, si può permettere di fare quello che vuole. Beh, noi non siamo molto differenti dalla Francia a livello di dimensioni di paese, di importanza di paese. In alcuni momenti siamo stati anche più importanti della Francia. Ecco, non capisco perché loro abbiano un 4,2% di deficit, non capisco perché loro possono sforare tutto e noi no. E noi tutte le volte che facciamo un governo andiamo chissà perché ad inchinarci alla Merkel. Questo lo vorrei capire. Dove sta la nostra dignità di paese? Dove sta il rispetto della nostra democrazia? E chiudo dicendo: dove sta il rispetto della Costituzione italiana, considerando i trattati di Maastricht, che non la rispettano assolutamente? Chiuso il primo giro, chiederei 2 interventi flash al professor Bagnai e al professor Gavroski, così poi iniziamo il secondo giro e andiamo a chiudere. Professor Bagnai. Il problema dell'euro nasce, e ce l'ha spiegato oggi Giorgio Lamalfa, cioè un politico che è ancora qui, perché i politici hanno, diciamo così, si sono sostituiti agli economisti, hanno deciso loro che una cosa
tecnicamente sbagliata, sarebbe stata politicamente giusta perché avrebbe forzato un'evoluzione politica verso uno Stato unito europeo che non può esistere e che non può esistere per fortuna, perché noi siamo troppo diversi per poter essere governati da regole uniformi. Forse arriverà il momento in cui gli economisti dovranno sostituirsi ai politici, ma non nel senso in cui lo ha fatto Monti. Monti aveva un progetto politico molto chiaro in testa, che era quello dell'euro, la controrivoluzione francese, la distruzione della classe media, la polarizzazione dei redditi fra un'aristocrazia finanziaria e un sottoproletariato al quale apparterremo tutti noi qua dentro, a meno che non ci sia qualche enorme banchiere in incognito, ma non credo che sia questo il caso. Quindi, diciamo così, qual è il problema da parte mia? Io ho cominciato, diciamo anche appunto rivolgendomi alla sinistra, cercando di far capire quella cosa che ha detto Ugo prima, cioè che l'euro è uno strumento di lotta di classe. Riccardo Bellofiore commentò il mio articolo sul Manifesto dicendo è la prima volta da parecchi anni che non vedevo scritto lotta di classe sul Manifesto. Dopodiché io sono un fascista e un leghista, perché capita che il mio libro, che ha la copertina bianca e voleva diventare un libretto rosso, invece è diventato un libretto verde grazie a Matteo, che c'ha un po' di sale in zucca, a differenza di tanti altri, insomma. Allora, cosa vorrei dire ai politici? Hanno menzionato prima il costo politico di ammettere un errore. Questo costo politico esiste e la letteratura economica ci conferma che quando c'è il default di un paese è effettivamente il costo più duraturo. Però secondo me adesso ai politici toccherà prima o poi dire la verità, cioè gli toccherà dire abbiamo sbagliato. Perché gli conviene dire abbiamo sbagliato piuttosto che dire abbiamo fatto apposta, perché diciamo le due opzioni sono queste: o hanno sbagliato o hanno fatto apposta. Allora... La fedeltà alla Padania premia sempre. Anche quest'anno la Lega Nord regala a tutti i suoi militanti l'abbonamento gratuito al quotidiano La Padania Online. Per tutto il 2014 leggere La Padania sarà ancora più facile e comodo. Collegati subito al sito www.lapadania.com. Segui le istruzioni per i militanti e con un semplice clic potrai scaricare e leggere tutti i giorni il tuo quotidiano. Più facile di così? Per saperne di più, vai su www.lapadania.com. La Lega Nord augura a tutti i suoi militanti buona lettura. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargon.